fine hanno fatto questi marò? Ve lo tengono nascosta la notizia, è solita censura di stampa. Ci prendono in continuazione in giro questi politici, ma tutti i politici, compreso anche la stampa. I due marò, già l'8 marzo 2012 erano stati presi in India, sono stati presi semplicemente come merci di scambio di un affare da 550 milioni di euro, i famosi elicotteri Augusta Bell. Mentre la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Varese aprivano le indagini nei confronti della Finmeccanica, società di Stato, c'erano questi 51 milioni di euro di tangenti che viaggiavano. I funzionari indiani, lo stesso Stato indiano, voleva sapere il nome dei funzionari indiani che avevano incassato queste tangenti. La grossa parte dei tangenti li hanno incassate gente della Lega Nord, gente del PDL, gente del PD. Non diciamo i nomi perché aspettiamo che la magistratura indaghi, sebbene i nomi sono venuti fuori. Io ho anche preso di faccia l'ex ministro La Russa, gli ho detto: che ne sa lei delle tangenti relative alla Finmeccanica e si sono presi i marò? Quella volta La Russa mi rispose: ma io penso ai marò. Ah, grazie, e le tangenti chi se le magna? Noi dobbiamo dare una risposta a questo. E nel frattempo sono passati quasi 3 anni. 3 anni a marzo. Nessuno ne parla più di marò e le tangenti li hanno ancora in tasca, i colpevoli non sono ancora dentro e i funzionari indiani stanno aspettando. Nel frattempo il processo è stato spostato ad ottobre del 2014, non si sa cosa succederà e vedremo come andrà. Svegliamoci, perché i marò sono nostri cittadini italiani, gente che lotta per essere del popolo italiano. Dobbiamo tirarli fuori e mandare nelle galere indiane chi ha preso le tangenti, chi sta ancora governando il paese, questi traditori mercenari di politici. E ricordiamo che stanno agli ordini perché sono 2 soldati, quindi seguono gli ordini dello Stato italiano. Ma a casa e i politici in India!